Ring. Telespettatori di Ore 13, buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento del giovedì con la CGIL Risponde. Come avete visto dal titolo, quest'oggi parleremo di un argomento diciamo non proprio amato da tutti i cittadini, quello delle tasse, delle dichiarazioni dei redditi, perché ormai si stanno avvicinando le scadenze per la compilazione della dichiarazione dei redditi, per il pagamento dell'IRPEF ma anche dell'IMU e della Tasi. Quindi ne parleremo quest'oggi in studio con Monica Giomo, direttore Servizi Treviso. Buongiorno, grazie per essere qui con noi, con Giuliana Maffei, responsabile fiscale della Servizi Treviso SRL, e Graziano Basso, anche egli responsabile fiscale dei Servizi di Treviso SRL. Allora, apertura della campagna fiscale per i 730, insomma gli uffici sono già al lavoro perché ormai il termine si avvicina. Quali sono le prossime scadenze e come vi state preparando in virtù di quelle che sono le novità del 2018? Bene, allora noi stiamo chiaramente lavorando già da un po' di mesi e quindi di fatto già dal termine della campagna dell'anno precedente, quindi già da settembre, di fatto noi partiamo subito a lavorare naturalmente per cercare di dare come sempre la massima assistenza a chi si rivolge a noi, considerando però che c'è sempre insomma un tassello importante per noi che sì, è un po' sempre un'incognita data appunto dalle novità, come dice appunto il nostro titolo, dell'Agenzia Entrate. Quindi le novità fiscali per noi chiaramente sono un elemento, diciamo, che in qualche maniera se arrivano in tempi utili ci aiutano per poter essere chiaramente tempestivi nella comunicazione verso i cittadini. Quando arrivano insomma a ridosso, diciamo, o addirittura durante la lavorazione proprio delle dichiarazioni dei redditi, perché è consuetudine ormai che l'Agenzia Entrate magari non sempre arriva in tempo utile per fare in modo di avvisare di una novità prima dell'avvio della, diciamo, compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Chiaramente lì ci si trova un po' in difficoltà, insomma, ma più che altro perché non si è in grado a volte di poter dire preventivamente ai clienti cosa possono eventualmente portare in detrazione. Quindi in quel caso sicuramente è nostro compito, se anche una persona avesse già fatto la dichiarazione e arriva una norma, Graziano giustamente ne sa e anche Giuliana ne sanno qualcosa, successivamente è nostra, diciamo, buona intenzione avvisare coloro i quali hanno già fatto la dichiarazione per eventualmente poter inserire la documentazione, quello che chiaramente non sono riusciti a gestire tempestivamente. Diciamo che il nostro impegno è come sempre rivolto a tutti i cittadini indistintamente. Posso già dire che le nostre sedi sono chiaramente tutte aperte e quindi è già possibile prenotare l'appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Quindi già da subito, sì, insomma, sì, chi vuole prendersi avanti. Certo, certamente da subito è già possibile, e come sempre chi si è rivolto a noi l'anno precedente, diciamo i primi di aprile arriverà a casa la lettera di appuntamento in cui trovano già fissato giorno e data per potersi presentare, che possono tranquillamente eventualmente posticipare oppure anticipare. Chi invece è la prima volta che si vuole rivolgere a noi lo può fare, abbiamo anche istituito da quest'anno per facilitare un po', diciamo, l'attività, un numero unico di prenotazione che è lo 0422 197 0011, e quindi magari anche facile come, insomma, da ricordare, e questo può essere utilizzato però per fissare non solo l'appuntamento per fare il 730 o eventualmente il modello redditi PF, che è un'altra, diciamo, possibilità di presentare la dichiarazione, ma anche per prenotare qualsiasi altro tipo di servizio che comunque il CAF eroga ai cittadini, insomma, del quale qualcuno possa avere bisogno. Abbiamo già una telefonata in linea, mi segnalano dalla regia. Sentiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo fare una domanda provocatoria ai suoi ospiti della CGIL, e la mia domanda è questa:
quando verremo a capo di qualche esenzione fiscale per quanto riguarda le bollette di luce, acqua e quant'altro, che sono per 3/4 tasse, specialmente per quelli pensionati, per quelle persone che arrivano a 800.000 euro al mese e si vedono arrivare delle bollette che sono 3/4 di tasse e 1/4 del prodotto realmente speso? Perché la CGIL e gli altri sindacati non fanno mai delle campagne, un qualcosa per andare incontro a tutto questo? Ecco, grazie. Allora signora, abbiamo la risposta subito pronta, perché è già partito anche proprio un servizio apposito, no? Mi sembra, relativamente a questo problema a cui fa riferimento la nostra telespettatrice. Sì, diciamo che allora vengono presi in considerazione magari due aspetti che mi preme sottolineare. La signora giustamente puntualizza il fatto cosa fa la CGIL su questi temi. Io posso dire che l'impegno della CGIL, del CAF, dello SPI e dell'intera struttura, sicuramente lo SPI è il sindacato pensionati italiani della CGIL, cerca di diciamo, porsi in una veste di interlocutore con gli enti come possono essere comunque i comuni, piuttosto che eventualmente la regione, dove eventualmente è possibile, oppure come nel caso specifico la signora citava le bollette, posso citare Ascotrade, faccio un esempio e anche anticipo che la CGIL si è fatta promotrice già da un paio di anni di discutere proprio su questi temi, perché sono temi importanti non soltanto per i pensionati ma comunque per tutti i cittadini in generale. Anche per tante famiglie, che possono anche attraversare dei momenti di difficoltà. Esattamente, molto difficili, e si è fatta promotrice, e quindi a breve, posso citare insomma la prossima settimana, verrà siglato anche per il 2018 un accordo proprio che guarda a mettere, diciamo, a porre uno sconto nella fattura del gas per tutti coloro i quali hanno un valore ISEE inferiore ai 18.000 euro ma hanno una condizione di essere all'interno del mercato libero per quanto riguarda Ascotrade. Diciamo che questa attività viene fatta non solo con Ascotrade, ma è un impegno comunque, diciamo, comune. L'anno scorso è stato fatto per i rifiuti con la Savno, cioè i momenti di discussione per cercare di portare a casa comunque dei benefici o agevolare, dare delle riduzioni, insomma, dove è possibile per i cittadini. La CGIL, posso dire alla signora, che è in prima linea su questo fronte e si dà molto da fare. Quindi, ecco, quindi abbiamo risposto. Nel frattempo, grazie a Italo Morao, ho visto ha messo in grafica il numero, anche eccolo qui, il numero unico per gli appuntamenti, proprio per chi volesse, insomma, fissare un appuntamento per la compilazione del 730 e qualsiasi altro tipo di consulenza. Certo. Io direi di entrare un po' nel vivo, no, di quelli che sono adesso gli argomenti che abbiamo previsto per questa puntata, perché le novità fiscali di questo 2018 sono davvero tante in cantiere, ed è bene, insomma, che i cittadini le sappiano e le conoscano, perché per esempio nel campo delle detrazioni si possono, insomma, risparmiare diversi soldini. Allora, quali sono le principali detrazioni? Per esempio, per quanto riguarda la salute o piuttosto la scuola e lo sport dei nostri figli, che cosa cambia quest'anno? Allora, Graziano Basso. Innanzitutto parliamo della salute, che è un po' il tema che tocca un po' tutti, perché magari una visita medica o l'acquisto di un farmaco o l'acquisto di un dispositivo medico tocca un po' tutti indistintamente dalla fascia d'età, dal reddito, perché è trasversale a qualsiasi classe, qualsiasi genere. Diciamo che per quanto riguarda la salute ricordiamo che ci sono le spese mediche che sono normalmente detraibili al 19%, possono essere le prestazioni specialistiche, per cui le visite mediche, anche la visita medica per ottenere il rinnovo della patente per esempio può essere portata in detrazione per chi non lo sa. Poi c'è l'acquisto dei farmaci che sono necessari per la propria salute, e anche l'acquisto dei dispositivi medici. L'acquisto di dispositivi medici mi sento di ricordare vivamente, come abbiamo sempre fatto, che il dispositivo medico deve avere la marcatura CE ed eventualmente, qualora non sia siringhe, cerotti e quant'altro che è di uso comune,
deve avere anche l'applicazione della normativa di riferimento. Però la grande novità che hanno aggiunto quest'anno rispetto ai farmaci e quello che può essere i dispositivi medici è l'acquisto degli alimenti speciali, praticamente ci sono delle categorie di soggetti che hanno problemi alimentari per cui alimentandosi con il cibo comune possono avere delle serie conseguenze e vengono surrogati degli alimenti, vengono predisposti degli alimenti a seconda delle patologie delle quali soffrono e vengono praticamente venduti, e in quanto alimenti, per quanto era la legge finora dell'anno scorso, non era possibile la detrazione perché un alimento non è detraibile. La normativa ha specificato inoltre che non è detraibile per quest'anno anche l'alimento legato al lattante, cioè il latte non è detraibile perché quello sì è praticamente un alimento. Sono detraibili tutti gli alimenti ai fini speciali. Per esempio, per i celiaci, no? Adesso... No, i celiaci sono esclusi perché i celiaci partono dal presupposto che abbiano delle sovvenzioni dal punto di vista regionale per quanto riguarda la loro patologia, mentre questi alimenti speciali, per esempio ci sono delle persone che per alimentarsi hanno bisogno di gel particolari, oppure ci sono i pazienti oncologici che hanno bisogno di pasti iperproteici per poter mantenere una condizione fisica stabile, che fino all'anno scorso erano spese ingenti e non potevano essere detratte. Adesso, se rientrano nell'elenco A1, andando nel tecnicismo A1 stabilito dal Ministero della Sanità, praticamente è possibile ottenere la detraibilità, però non è così semplice, perché come diceva Monica, le innovazioni le danno non sempre all'inizio dell'anno, per cui le farmacie che sono predisposte alla vendita di questi alimenti, che sono alimenti particolari, non erano state allertate, non hanno potuto fare come per il farmaco, scrivere lo scontrino, mettere il codice fiscale, dire che è detraibile e mandarlo poi con il sistema tessera sanitaria e inviarlo all'Agenzia delle Entrate per la produzione delle spese mediche nella precompilata. Ma l'hanno deciso a fine anno, per cui la cosa, da che si sente i rumors all'Agenzia delle Entrate nazionale, sono che per poter portare in detrazione questo tipo di alimenti particolari, e visto che appunto le somme che si vanno a spendere sono ingenti, è di integrare l'eventuale scontrino, sperando che le persone non li abbiano buttati via, perché naturalmente lo scontrino è il documento di spesa principe, certo. La fattura eventualmente. Ci vuole lo scontrino, la fattura. E se nello scontrino non è stato apposto il codice fiscale potrà porlo a mano, che è l'unica condizione in cui, se è un farmaco normale non si può fare, ma solamente per questa tipologia si potrà fare, e il farmacista dovrà rilasciare un'attestazione che è un bene, cioè venduto, un alimento ai fini speciali medici, che deve essere attestato dal venditore, un po' come succede con i normali farmaci oppure i dispositivi medici. È un po' più complessa, insomma, la procedura se uno non ha... resa complessa. La interrompo un attimo perché abbiamo un'altra telefonata di un nostro telespettatore. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno signora, chi parla? Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti, parlo da Padova. Volevo parlare sia con la CGIL, con i sindacati, e anche col signore che parlava di medicine. Allora, noi vedove prendiamo il 60% di pensione. Sì. Le bollette le paghiamo al 100%. Se paghiamo 100 euro di gas e 200 di tasse, perché io ce l'ho la bolletta, allora noi col 60% in che condizioni siamo? Dopo, e questo vorrei una risposta, non è che per l'ISEE se hai 100 euro in più ne devi pagare tutte queste cose, perché non è l'ISEE per 100 euro che uno ne può pagare 200 di tasse. E volevo chiedere un'altra cosa al signore delle medicine. Allora, prima l'Olevia, che sarebbe una cosa per il colesterolo, non si pagava niente. Adesso è una fascia che è andata giù, non su, giù, non so, si paga il ticket anche se, se sei esente, perché ancora il farmaco non è venuto a sostituzione e insomma un sacco di cose. Poi
Ho preso Dropsy Beh signora, adesso per le unghie. stiamo andando un po' Signora, troppo nello specifico anche dei farmaci. Il concetto comunque è molto chiaro, insomma. Allora io la ringrazio per averci telefonato, diamo la linea alla regia brevissimamente per la pubblicità, subito dopo torniamo in diretta con la CGIL Risponde e risponderemo naturalmente alla signora tra poco. Ore 13, rieccoci in diretta con la CGIL Risponde. Allora subito la parola a Giuliana Maffei. Abbiamo sentito la signora, no? Il quesito posto dalla signora che in particolare citava anche l'ISEE. No, la signora faceva un discorso particolare sull'ISEE che 100 euro non fanno la differenza. Invece sull'ISEE, l'ISEE è un calcolo molto complicato, non è una cosa semplice da fare l'ISEE, però i 100 euro fanno la differenza, dipende soprattutto da quante persone sono all'interno del nucleo familiare. Allora l'ISEE innanzitutto, l'abbiamo spiegato tante volte, però è sempre interessante spiegare come funziona l'ISEE. Allora l'ISEE è l'insieme dei patrimoni e dei mobiliari, quindi i soldi che il nucleo ha in banca, piuttosto che le case o i terreni che possiedono tutti i componenti del nucleo, e dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. Okay? E questo calcolo non è una mera somma di questi patrimoni e di questi redditi, ma la somma dei redditi e dei patrimoni viene divisa per una scala di equivalenza che dipende da quante persone ci sono nel nucleo. Ad esempio, se io ho un reddito di 20.000 euro, mettiamo un mio ISEE, una somma di patrimoni e redditi, la faccio semplice perché si capiscano tutti. Se io ad esempio la mia somma di redditi e patrimoni, tolte le franchigie, tutte quelle cose là, è 20.000 euro e sono da sola, la mia scala di equivalenza sarà 1, per cui 20.000 diviso 1 resta 1. Però già se io avessi una disabilità avrei l'incremento di questo coefficiente, diciamo, di uno 0,50, per cui dividerei i miei 20.000 euro diviso 1,50. Se fossimo già due persone avrei un 1,57 più la disabilità 2 euro, per cui è un calcolo molto complicato e comunque anche un calcolo equo, perché si va a guardare effettivamente non il reddito di per sé, ma i componenti l'intera situazione della famiglia, patrimoniale, sì, e viene divisa per i componenti del nucleo. Poi la differenza, la cosa importante, diciamo, no, la differenza sull'ISEE non è che guarda solo i redditi, perché io posso avere anche una pensione minima, ok? E poi magari ho avuto la fortuna, o sono stata più brava degli altri, adesso non lo so, di mettere via soldi. Logicamente il mio ISEE sarà più alto perché i soldi, la parte del patrimonio mobiliare, cioè, viene considerata, la sua importanza non sono solo i redditi, anche se io ho più immobili che non sia solo l'abitazione principale, questi mi incidono sull'ISEE. Per cui è come si dice, io consiglio sempre a tutti di provare almeno una volta a fare l'ISEE e dopo quando si fa l'ISEE in base al risultato dell'ISEE, che si sia una persona piuttosto che 2, 4, 5, si possono avere delle agevolazioni. Nello specifico la signora ultima che ha chiamato e anche quella che aveva chiamato prima perché chiedeva cosa fa la CGIL. La CGIL qua da noi a livello locale fa molte convenzioni, come diceva Monica, Scottrade, Savno, Atto, quindi acqua, immondizie, tutte quelle cose là. Però ci sono anche tante agevolazioni a livello nazionale che sono il bonus gas, il bonus energia, quindi quelle persone che hanno un ISEE, quindi di tutto, che comprende redditi e patrimoni di tutto il nucleo familiare, inferiore agli 8.107 euro, possono avere delle agevolazioni sia sulle utenze del gas che quella dell'energia. Anche a livello nazionale, quindi è previsto questo. Allora, un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama, pronto? Pronto, buongiorno, parla Piero da Zero. Buongiorno. Qua, Godi Fioi, da Zero Branco. Ieri arriva a un chio del 67, è stato conto contributivo utile al fine della pensione. Oh, è già del 67, dove era in pensione a 69 anni, brio qua, per avere la pensione completa. E che ha cominciato a lavorare nell'82. Qua, così, dove era in pensione, brio i calcoli dell'Inps l'1 aprile 2036.
con pensione d'Italia, pensione anticipata 1/9 del 2030. C'è il vago qui del 36 e 2036 che ha 69 anni. Il signore ha concluso così il suo intervento. Io direi di andare avanti con l'argomento invece di questa trasmissione, che è quello appunto delle novità fiscali. Parlavamo dell'ISEE, ci sono anche delle novità per quanto riguarda l'ISEE precompilata, no? Quest'anno. Sì, c'è la novità. Scusi, continuo col discorso, perché da quest'anno avremo anche un'altra novità sull'ISEE, che sarà, in teoria dal 1° luglio dovrebbe partire anche il bonus acqua a livello nazionale. Noi abbiamo già, adesso bisogna vedere il rinnovo, abbiamo già delle convenzioni a livello locale con l'ATO, che sono state fatte appunto dai sindacati e con l'ATO, per cui c'erano già degli sconti per quel che riguarda l'acqua. Da quest'anno dovrebbe partire anche lo sconto, quello nazionale, come il bonus gas energia, per cui tutti i cittadini, se hanno un ISEE che rientra nei parametri, che dovrebbe essere uguale a quello del gas energia 8.107,50 €, potranno avere degli sconti anche sulla bolletta dell'acqua. Una novità ISEE che dovrebbe prendere il via in teoria dal 1° settembre, però la parte sperimentale dovrebbe partire probabilmente aprile-maggio, è una novità abbastanza pesante, per cui vorrebbero fare entrare la precompilata anche per quel che riguarda l'ISEE. Per poter accedere alla precompilata, per poter gestire questo ISEE con la precompilata, tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni dovranno sottoscrivere un mandato e noi come CAF, come intermediario, dovremmo avere questo mandato sottoscritto da tutti i maggiorenni componenti del nucleo con relativa carta d'identità, scansionarlo e farlo avere all'INPS, perché ci dia la possibilità di elaborare. In maniera tale che loro possano poi avviare per ottenere la precompilata. Sì. Allora, ancora un attimo di pubblicità. Linea alla regia, ci scusiamo con i telespettatori per l'intervento del signore di prima. Pubblicità. Ore 13, la CGIL risponde, rieccoci in diretta. Prima della pubblicità con Giuliana Maffei stavamo chiudendo il discorso di queste convenzioni, anche per andare incontro alle persone che possono avere delle difficoltà. Convenzioni effettuate sia a livello locale nel territorio, sia anche a livello nazionale. Sì, no, queste sono dei contributi, degli sconti, diciamo così, dei bonus che comunque sono cumulabili fra loro. Non è che se io faccio la domanda del bonus, ad esempio dello sconto sull'energia elettrica, quello nazionale, non posso usufruire di quello a livello locale. Sono gestiti in modo che si possa usufruire sia con uno sia con l'altro. Diciamo che ad esempio quello di cui accennava prima Monica, che dovrebbe essere sottoscritto verso la fine del mese, il 23 e il 24, fra CGIL, CISL e UIL, altri sindacati e la Scottrade, ha un tetto ISEE molto più alto. Dovremmo arrivare, l'altro anno c'era il tetto dei 25.000, quest'anno siccome la richiesta è stata tantissima, si stanno abbassando un po' e dovremmo avere un tetto ISEE di 18.000, a differenza di quello nazionale, che il tetto ISEE è 8.107, per cui se una persona non rientra su uno, rientra sull'altro, oppure se ha l'ISEE basso può fare la domanda per tutti e due. Sì, ma sono delle belle agevolazioni comunque, perché per quel che riguarda ad esempio lo sconto del, come si dice, la Scottrade, diciamo, possono avere delle agevolazioni che arrivano degli sconti fino a 100 € annui. E quello della Scottrade, a differenza di quello nazionale, non dipende se ad esempio io devo rispettare dei termini, io lo faccio a marzo, poi dovrò rinnovarlo a febbraio dell'anno successivo, però ho delle scadenze precise. Per quel che riguarda la Scottrade invece, in qualsiasi momento dell'anno io lo faccio, ho lo sconto per tutto l'anno. Se io lo faccio a marzo, mettiamo che adesso fine marzo si fa la convenzione e lo faccio a marzo, lo avrò. Vale comunque per tutta la durata. Anche se io lo faccio a novembre, mi fanno la retroattività e mi danno lo sconto per tutta l'annualità. Ecco, quindi questa sicuramente è un'informazione che può essere utile a molti nostri telespettatori. Segnalano ancora una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Franco. Prego, Franco. Franco da Villorba. Qualche giorno fa abbiamo avuto un morto in casa, insomma, e volevo sapere quanti soldi mi costa
a fare la successione. Ah, va bene, allora grazie, è stato chiarissimo. Franco, chi vuole rispondere? Allora, Monica Giomo. Franco introduce chiaramente uno dei servizi, un argomento sì, chiaramente legato ai servizi che eroghiamo oltre alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e all'ISE, che è appunto la predisposizione delle dichiarazioni di successione. Sì, nel senso, per dare un costo al signor Franco chiaramente ci risulta e mi risulta difficile naturalmente, perché comunque il preventivo di spesa viene e può essere prodotto solo nel momento in cui si vede la situazione in maniera particolare degli immobili. Ne parlavo proprio stamattina con le responsabili e le colleghe che gestiscono il servizio. Solo a quel punto si può avere un'idea della spesa. Posso dirle, voglio dire che possiamo partire da una spesa minima che possono essere 350-400 euro chiaramente, e a salire a seconda non solo se la persona è iscritta o meno al sindacato, giustamente CGIL, perché comunque abbiamo tariffe differenziate e agevolate per gli iscritti, ma rispetto soprattutto alla quantità di immobili e patrimoni che devono essere inseriti all'interno, quindi il preventivo di spesa glielo possiamo fare senza alcun problema, giustamente, ma nel momento in cui si ha il quadro preciso della situazione patrimoniale della persona deceduta, naturalmente. Certamente. Ecco Monica Giomo, stavamo parlando della dichiarazione precompilata, no? Prima lei voleva fare alcune precisazioni perché ci sono delle novità importanti. Certo, certamente. Allora, noi ricordiamo sempre che per l'elaborazione da parte del CAF della dichiarazione modello 730 è necessario e indispensabile, perché lo prevede chiaramente l'Agenzia delle Entrate, sia sottoscritta una delega, ossia un modulo che in qualche maniera permette alla persona che deve fare la dichiarazione dei redditi di conferire o non conferire, diciamo, il mandato al CAF, in questo caso CGIL, di ricevere da parte dell'Agenzia Entrate il flusso di dati che l'Agenzia ha incamerato, tra cui appunto citava prima Graziano anche le spese sanitarie e mediche, per poter fare che cosa? Questo flusso di fatto consente agli operatori del CAF, a noi, di poter in qualche maniera verificare con il cliente, con la documentazione che la persona ci porta, se manca o se c'è tutto. Io faccio una precisazione chiaramente, ma poi lascio giustamente la parola a Graziano. La dichiarazione, il percorso che l'Agenzia ha avviato ancora da 2 anni insomma, a questa parte, e di anno in anno sta portando all'interno della precompilata, come diceva appunto Graziano, una serie di dati che si aggiungono di anno in anno. Quest'anno ne ha aggiunti ad esempio gli asili, le spese eventualmente mi viene in mente. Non siamo ancora a completamento, quindi è chiaro che il nostro, diciamo, la nostra attività, il nostro servizio è proprio quello, con la documentazione che la persona ci porta, di assicurare alla persona di non dimenticarsi di dichiarare soprattutto dei redditi, perché è il punto cruciale. Uno, se si dimentica perché magari ha lavorato in più aziende nel corso dell'anno, magari è andato in pensione durante l'anno, oppure ha percepito a volte magari delle disoccupazioni, magari soprattutto anche, poi magari Graziano lascio a lui la parola, dei redditi che magari non riceve subito la certificazione e magari perché gli arriva magari anche l'anno dopo a volte, quindi lui se ne dimentica. Questo può comportare per la persona chiaramente l'omettere di indicare dei redditi nella dichiarazione, delle eventuali sanzioni e interessi da dover chiaramente pagare. Ecco, quindi questo è un aspetto sicuramente di grande importanza alla quale tutti i cittadini devono fare proprio particolare attenzione. Esattamente, quindi il fatto di avere a disposizione il flusso da parte dell'Agenzia Entrate permette noi di poter dare chiaramente un servizio preciso e completo alla persona, però ripeto e ribadisco, il flusso della precompilata non è ad oggi completo e quindi non
è difficile avvalersi in toto dei dati che sono presenti nella dichiarazione precompilata. Perché una persona si possa, tra virgolette, arrangiare, è necessario che quella persona che si arrangia abbia delle competenze fiscali in grado di implementare all'interno, diciamo, del suo cassetto fiscale dove trova la sua dichiarazione tutti quei dati che chiaramente l'agenzia non ha ancora in suo possesso. Non ha ancora in suo possesso. Noi, quindi, il nostro diciamo, servizio, per stare tranquilli, il nostro servizio è quello di assicurare appunto alla persona, attraverso anche i dati messi a disposizione dall'agenzia, di potergli dare un servizio, insomma, di sicurezza, indicando redditi ma anche tutti gli oneri che giustamente ancora non sono riportati nella precompilata. Certo, Graziano Basso, perché sono tanti gli aspetti, no, da tenere in considerazione, e tanti anche appunto non ancora del tutto perfettamente chiari. Certo, certo, ma una cosa mi allaccio a quello che ha detto Monica, per esempio per i redditi, non è da vedere come una cosa vessatoria la precompilata, anzi può essere d'aiuto per esempio al lavoratore che ha lavorato in un'azienda in sofferenza, oppure per la quale si è sviluppato poi un successivo fallimento o è andato in amministrazione concordata. Supponiamo che ci sia un'azienda che sia in sofferenza, aiuta anche il contribuente a capire cosa l'azienda ha dichiarato ai fini fiscali dei suoi redditi percepiti. Magari supponiamo che nominalmente l'azienda abbia dato all'Agenzia delle Entrate che ha versato 12 mensilità di stipendio, perché quello risulta. Io so che ho percepito 3 buste paga in quell'anno, 3 sole mensilità. Mi dà l'opportunità, vedendo il flusso della precompilata, di dire: mandare le raccomandate e ricusare la Q, ovvero innanzitutto dammi la certificazione utile dei miei redditi, contestare questa certificazione nei suoi contenuti e mettermi al riparo di dover dichiarare un reddito maggiore di quello che effettivamente ho percepito, perché io ricordo sempre che adesso entro il 31 di marzo tutti i datori di lavoro dovranno dare la certificazione dei redditi a tutti i loro dipendenti, collaboratori occasionali o quel che sia, per cui la Q deve essere consegnata, soprattutto quando sono redditi che incidono con la determinazione della precompilata, devono essere consegnati tutti entro il 31 di marzo, con la dilazione sempre un po' allargata del 15 di aprile per chi percepisce lo stipendio entro il 10-15 di aprile, perché lo percepisce posticipato. Il lavoratore, di qualsiasi natura e genere sia, deve assolutamente controllare se il reddito effettivamente percepito corrisponde con quello dichiarato dall'azienda, perché può essersi guastato il sistema di gestione delle buste paga, può essere che non è stato correttamente passato il dato da un consulente delle paghe a un altro, perché in corso d'anno si è stato fatto il passaggio. Quindi praticamente come fa a verificare? Deve controllare con tutte le buste paga basta e vedere... che prenda l'ultima busta paga dell'anno, verifichi quello che è scritto nella Q, quella che ha percepito nell'anno, c'è il totale annuale, la montale, o se no si rivolge tranquillamente in CGL, ci sono i funzionari di categoria che lo aiutano a controllare, c'è l'ufficio vertenze che se l'azienda è in sofferenza gli dà una mano, gli dà anche una mano a redigere la certificazione delle buste paga effettivamente sostenute, utile poi a fare la dichiarazione dei redditi, oppure mandare le raccomandate all'azienda di richiesta della certificazione unica, o mandare le raccomandate all'amministrazione finanziaria per dire: guarda che quel reddito non è corrispondente, sappi che io farò una dichiarazione con un reddito inferiore, perché non è giusta. E il datore di lavoro si è rifiutato. Ultimissima cosa, da quest'anno finalmente nel modello CIU, che è la certificazione unica dei redditi, hanno scritto che se il lavoratore rileva l'errore, il datore di lavoro deve sistemare la Q, la certificazione unica, ma non solo rilasciando un pezzo di carta o sistemandosi lui il 770, traduco per chi non è pratico dei lavori. L'azienda trasferisce tutti i nostri redditi tramite una dichiarazione univoca per tutti i dipendenti all'Agenzia delle Entrate, si chiama modello 770. Se l'azienda se lo corregge solo da sé e non dà la documentazione al lavoratore, omette un passaggio. Se questa correzione non viene fatta nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ovvero l'Agenzia delle Entrate, perché deve predisporre la precompilata, lo fa solo perché non vuole pagare i 100 euro di sanzione per ogni lavoratore. È tutela che ogni lavoratore si controlli eventualmente il CAF. Basta che entri in CGL o il CAF o l'ufficio vertenze o la categoria gli darà una mano a guardare se la posizione è giusta o meno.
E quindi questo è da fare subito, a fine mese, quando arriveranno. È positiva la precompilata in questo senso, non è vessatoria, perché ti aiuta a capire se ti stanno facendo un errore, perché poi nel corso degli anni ti potrebbe arrivare un accertamento perché non hai dichiarato un reddito che effettivamente tu non hai percepito. Se te ne accorgi subito, sistemi subito. A distanza di 5 anni è un po' difficile recuperare quando i giochi sono fatti anche dall'agenzia, perché dopo sei tu, l'onere della prova ricade sul lavoratore per poter dimostrare e scagionarsi del fatto che non ha dichiarato o che non aveva il pezzo di carta corretto in mano. Quindi insomma è molto importante stare attenti e cautelarsi. Allora ancora qualche istante di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con Ore 13. Ecco, rieccoci in diretta con Ore 13, la CGIL risponde, stiamo parlando di tasse, di dichiarazioni di redditi, di scadenze ormai imminenti e di quelle che sono le novità di quest'anno. Tra le novità, Monica Giomo, ce n'è una a cui aveva accennato prima, che è proprio relativa alla delega che adesso come CAF dovete acquisire, no? Certo, di fatto fino all'anno scorso questo modellino che la persona che viene a fare la dichiarazione dei redditi ci porta e ci consegna, noi la conservavamo giustamente in maniera precisa e davamo conoscenza all'Agenzia Entrate di essere in possesso di questo documento. La novità di quest'anno è che l'Agenzia Entrate per darci il flusso di dati della persona che si rivolge a noi, questo documento, questa delega con allegato il documento di identità in corso di validità, lo dobbiamo scansionare, quindi incamerare e trasferire all'Agenzia Entrate, perché l'Agenzia Entrate non si fida solo del fatto che noi gli diciamo sì, ti richiedo il flusso per Giomo Monica, vuole essere sicuro che Giomo Monica ha dato il mandato al CAF, in questo caso, di farsi mandare il flusso. Quindi l'onere da parte nostro, qui chiaramente, ma è anche una sicurezza per chi si rivolge a noi, è quello di dover trasferire proprio tecnicamente il moduletto firmato all'Agenzia Entrate. Quindi il nostro servizio e la nostra attenzione è sempre quella naturalmente di avvisare le persone anche prima, di poter firmarci in tempo utile questo documento per far sì che il giorno dell'appuntamento in cui loro si recano presso i nostri sportelli, in quel momento loro abbiano già, l'operatore CAF ha già il flusso a sua disposizione per poter rassicurare, come appunto spiegava Graziano, e verificare tutta la situazione della persona. Certo, questo è molto importante. C'era anche un'altra cosa, Giuliana Maffei, che si voleva sottolineare, che è una grossa novità del 2018. Sì, fra le varie novità che abbiamo per il 2018 c'è una novità che riguarda i soggetti che sono orfani di uno o due genitori. Diciamo che di solito sono i giovani fino a 18 anni, oppure se sono studenti che percepiscono una reversibilità come orfani dei genitori. Dal 2017, perché noi parliamo 18, ma sì, noi 18 siamo, nel senso siamo nel 18, ovviamente i redditi sono quelli del 2017. Sì, gli viene riconosciuto come si dice, un bonus, una quota esente di 1.000 euro. Quindi se io ho, mettiamo, un ragazzo che ha una pensione di reversibilità per un genitore, mettiamo che è mancato il papà o la mamma, quel che è, e percepisce 3.500 euro annui di reversibilità come orfano, gli vengono riconosciuti questi 1.000 euro di quota esente, per cui il suo reddito di pensione, perché alla fine è una pensione, non sarà più 3.500 euro ma 2.500 euro. E qua si apre un mondo, perché per essere considerati fiscalmente a carico bisogna avere un reddito inferiore ai 2.841 euro, per cui questo ragazzo, mettiamo che sia un ragazzo, potrà comunque, se ha ancora un genitore in vita, come nell'esempio che ho fatto, mettiamo che è mancato il papà, è rimasta la mamma, può essere considerato fiscalmente a carico della mamma, quindi la mamma potrà rientrare usufruire delle detrazioni del genitore superstite, potrà usufruire delle detrazioni per figlio a carico. Non solo, perché se io non sono fiscalmente a carico non
posso neanche portarmi in detrazione le spese. Mettiamo che questo ragazzo vada a scuola, mettiamo che faccia l'università, ok? Non poteva portarsi in detrazione le spese delle rette universitarie perché aveva un reddito talmente basso e quindi risultava incapiente. Incapiente è quel soggetto che non paga tasse e per cui non può recuperare neanche le spese che ha. Quindi con questa novità diciamo che si apre, si dà la possibilità, diciamo, a una bella fetta di soggetti di poter usufruire di agevolazioni sia per quel che riguarda gli oneri che si sono sostenuti ma anche per quel che riguarda le detrazioni. Adesso noi non sappiamo ancora quale sarà l'entità della cosa, però da quel che riuscivamo a vedere e anche e soprattutto quando facciamo l'ISEE, perché nell'ISEE comunque vanno dichiarati tutti i redditi, vedevamo che il range era là sui 3.000-3.200 euro, per cui questi 1.000 euro possono fare veramente la differenza, sì. Questi 1.000 euro. Sì, è una cosa interessante che magari ci sono anche delle mamme o dei genitori che non sanno, che sono rimasti soli, hanno il figlio che percepisce questo reddito ma non hanno, magari hanno solo le spese del figlio da detrarsi, non fanno più la dichiarazione dei redditi, per quello magari che si informino, passano dai nostri uffici e vediamo se possono rientrare sia per il fatto di metterselo fiscalmente a carico che per recuperare le spese che sono state sostenute per il figlio, comprese le spese mediche di cui parlava prima Graziano. Ecco, manca poco ormai alla chiusura di questa trasmissione, c'era un aspetto che si voleva sottolineare anche quest'oggi, che è relativo alla questione amministratori di sostegno, no Monica John? Perché sì. C'è un nuovo servizio a disposizione di chi ha bisogno o delle famiglie insomma, che devono avvalersi di questo istituto. Sì, diciamo che il nostro impegno per il 2018 è proprio stato quello di istituire un nuovo servizio, perché ci siamo resi conto chiaramente, venendo a contatto con tante realtà e con tante famiglie e tante situazioni, che c'è un estremo bisogno di questa figura che di fatto può essere sia un familiare presente, diciamo, tra appunto i parenti stretti, piuttosto che anche comunque una persona, diciamo, che può essere nominata e che non ha nessun legame con il soggetto, proprio perché nel caso di impossibilitato a firmare, quindi un soggetto, senza entrare nello specifico, che comunque si trova a non poter, diciamo, a firmare e sottoscrivere documenti che siano essi di natura fiscale piuttosto che di altra natura, la persona, ci deve essere qualcuno che riesce a svolgere gli atti, si chiamano di ordinaria amministrazione, per conto di questo soggetto. Quindi chiaramente anche nell'ambito della stessa dichiarazione dei redditi, una persona che non può firmare la delega da trasferire all'Agenzia Entrate, piuttosto che i consensi per la Pravi, piuttosto le scelte anche da fare per l'8, 5 per 1000, chiaramente ci deve essere un soggetto nominato amministratore di sostegno in grado di farlo. Noi abbiamo fatto in modo, attraverso anche l'assistenza di un nostro legale, di poter assistere chi ne ha bisogno per tutto l'iter, e quindi la persona di fatto viene, ci consegna una serie di documenti che sono necessari, dopodiché sta tranquillo, aspettiamo i tempi della burocrazia e quindi del tribunale che diciamo svolge insomma tutte le varie operazioni, e una volta terminato ci sarà l'udienza, ci sarà il ritorno, diciamo, con la nomina effettiva dell'amministratore di sostegno, e da quel momento la persona nominata può svolgere gli atti di ordinaria amministrazione. È chiaro che l'amministratore di sostegno, quando parlo di ordinaria amministrazione, non può assolutamente, ad esempio, vendere un immobile di proprietà del soggetto amministrato per suo conto, perché chiaramente l'amministratore non ha quei poteri. Per fare questo è necessario fare un altro tipo di pratica. Chiaramente noi siamo a disposizione anche per dare le informazioni, per dire i documenti che servono e per assistere proprio in tutte le fasi, diciamo, proprio per arrivare poi alla vera e propria nomina. Certo, anche questo purtroppo è un caso frequente. Abbiamo ancora una telefonata, veramente velocissimi perché stiamo per chiudere, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Gabriele. Buongiorno Gabriele, velocissimo perché abbiamo ancora veramente 2 minuti. Io volevo solo sostenere una cosa, che praticamente noi il giorno 10, il giorno 10 noi ci viene decurtato dal nostro stipendio delle tasse, no? Adesso noi per avere tutte queste agevolazioni dobbiamo rivolgersi a un CAF. Allora, quando c'è il 10 i soldi
che li vengono a prendere senza chiedere tante cose. Invece, quando dobbiamo averli, dobbiamo girare il mondo intero. O siamo ragionieri o purtroppo ci dobbiamo andare a appoggiare al sindacato. Molto bravi, cioè, per carità, ma il sindacato cosa fa? Fa il commercialista oppure fa il sindacato? Questa è la mia domanda, perché ci sono tantissimi problemi. Guarda, allora, abbiamo capito, la ringrazio di questa domanda, rispondiamo, purtroppo il tempo è praticamente terminato. Monica Giomo. Velocissimamente, posso dire al signore che la CGIL assiste i lavoratori e i pensionati e tutti coloro che hanno bisogno, sia sotto il profilo contrattualistico, ma anche e soprattutto dal lato dei servizi, perché chiaramente il nostro compito è quello di poter far sì che i lavoratori e pensionati possano ricevere tutte le detrazioni, deduzioni, sconti e benefici che si possono ottenere. Quindi il fatto di essere commercialisti, siamo commercialisti per tutte le persone, voglio dire, che ne hanno bisogno indistintamente. Purtroppo lo Stato ha una struttura tale per cui per poter ricevere qualcosa bisogna o essere commercialisti propri o ragionieri, oppure avvalersi chiaramente di un'assistenza di persone che sono in grado... Anche perché le normative sono talmente complesse che è così difficile per uno che non è del campo di assistere la persona, esattamente, di fare il nostro servizio al meglio, voglio dire, su tutti i punti di vista. Ecco, allora grazie mille, siamo al termine di questa puntata, grazie naturalmente a voi telespettatori che ci avete seguito, un saluto ancora a Monica Giomo, a Giuliana Maffei e a Graziano Basso della Servizi Treviso SRL, della CGIL. Arrivederci, grazie a tutti.